Antonello Piranio, nuovo direttore responsabile del giornale quotidiano La Sicilia, dopo 50 anni un cambio al vertice, ecco lo stato di salute del giornale La Sicilia dopo le note vicende. La Sicilia era e resta un giornale vivo, una testata molto presente sul territorio che fa molta attenzione a quello che accade al territorio, nello specifico qui di Agrigento. In questi giorni sto cominciando a fare un giro nelle redazioni esterne, non a caso ho cominciato da Agrigento, che è la redazione per noi più distante rispetto alla redazione centrale di Catania, ma è assolutamente centrale nel nostro immaginario collettivo. Agrigento è degli agrigentini certo, ma è di noi siciliani tutti, perché Agrigento è la città della Valle dei Templi, sta andando incontro a un grande evento che è Agrigento 2020 per la celebrazione dei 2600 anni della fondazione della città, e noi vogliamo essere a maggior ragione presenti in questa fase importante per la città, raccontarla tutta, raccontarla in tutte le proprie pieghe, così come facciamo in altre città. Questa presenza non è casuale, noi ad Agrigento crediamo molto nel lavoro che fanno i nostri colleghi da sempre, molto vicini al territorio, molto attenti a quello che accade sotto le finestre di un ufficio che abbiamo appena rinnovato, che sarà inaugurato a breve, a testimonianza di una testata che vuole andare avanti ed è convinta di poterlo fare. Ecco, tra l'altro in questo giro che sta facendo, qual è il polso della situazione che ha potuto tastare? Sono arrivati tra l'altro al giornale, noi l'abbiamo seguito, lo continuiamo a seguire con tanto interesse, ecco, sono arrivate tante testimonianze di solidarietà e di stimoli ad andare avanti. Assolutamente sì, vi ringrazio della domanda e dell'occasione per darvi una risposta. La vicenda processuale che accompagna il nostro ex editore ed ex direttore deve procedere parallelamente alla nostra vita, non deve distrarci assolutamente. Noi abbiamo sempre lavorato in maniera onesta, professionale, bene o male è un'altra valutazione della valutazione che deve fare il nostro unico tribunale, che è quello dei lettori. I lettori non ci hanno lasciato in questa fase particolarissima, perché no, traumatica, non abbiamo perso una sola copia, anzi abbiamo guadagnato forse qualche copia nel momento più complicato che potesse capitare a una testata giornalistica. Essere inserito in una vicenda processuale è quanto di più drammatico per chi vive di immagine, vive di credibilità. Ecco, la nostra credibilità evidentemente è alta rispetto a una vicenda processuale che seguiamo con il rispetto che si deve al lavoro della magistratura, nella convinzione che il nostro ex direttore saprà dimostrare in un'aula di giustizia di essere estraneo a tutte le accuse che gli vengono fatte. Noi dobbiamo andare avanti con la credibilità, col lavoro, con la professionalità, e la gente, dal semplice cittadino, dal lettore casuale al lettore affezionato alle autorità, ce lo hanno dimostrato. Noi abbiamo appena ricevuto la visita in redazione del sindaco di Agrigento Firetto, che ringraziamo per questo, perché ha voluto testimoniare a nome della città tutta, ovviamente non a nome personale, la vicinanza verso una redazione che ha lavorato sempre con onestà e con professionalità, facendo il lavoro oggi bene domani male, ma questo è tutt'altro discorso rispetto a quello che ci è capitato sulla testa.